che mi disseta, oggi mi disseta dal male perché la malattia mi crea dei grossi bisogni di bere continuamente. E allora questo dissettarmi allora e questo dissettarmi adesso mi danno le stesse sensazioni, però con un risultato diverso. E oggi dico, io non la devo vedere, perché forse il giorno che la vedo è la fine. Nella simbologia astrologica i piedi sono le radici. Una persona senza radici che cos'è? È come la radice della lingua, se non riesci a parlare e a pensare con la tua stessa lingua non sei niente. E le radici sono importanti perché sono un qualcosa di ieri e di domani per noi, di oggi e di domani per i nostri figli. E noi dobbiamo avere una radice per trasmetterla. Adesso siamo una lingua tagliata, lo siamo per legge, voglio dire. Cosa dici tu? Ma io dico sempre che parlo in italiano pensando in sardo e non riuscirei a fare diversamente perché per me la lingua non è tagliata solo nell'esprimerla, ma poi dentro di me i suoni sono gli stessi, quelli di sempre. Tu hai una voce bellissima e sicuramente da presto riconosciuta. Come mai hai scelto di cantare praticamente solo in sardo? Ma sai, perché poi diventando adulta, quei canti che mi difendevano da bambina dalle ombre, io mi rendevo conto che non erano delle cose normali, erano qualcosa, forse erano delle cose ancestrali. E allora perché poi? Intanto sì mi avrebbe dato il successo, forse me l'ha dato lo stesso cantando in sardo, però mi ha dato un successo che dura, un qualcosa che ti fai amare e allo stesso tempo che agli altri fai amare anche quello che tu fai. Io ricordo un concerto ad Amburgo dove i tedeschi impazzivano letteralmente per te. Tu in Sardegna ti senti riconosciuta e amata come fuori? Ma in Sardegna mi sento amata perché mi amano con tenerezza, fuori mi amano per quella che sono. In Sardegna mi amano per quella che sono sempre stata, per come ero da ragazza, per come sono da adulta. E in Germania invece mi ricordo un'altra cosa, proprio in quel concerto che c'era appunto una mostra di Pinuccio. E io ero orgogliosa di questa mostra perché poi c'era in tutte le piazze e i tedeschi mi ricordo che anche se era un periodo di molto freddo si fermavano a guardare. Io non potevo parlare, non sapevo il tedesco perché mi piaceva tanto dire ecco questo è un sardo, ha le mie stesse radici. Maria, mi hai raccontato di una volta che hai cantato in una chiesa a New York e le donne che facevano la spesa entravano e sentivano questa voce e era sotto Natale, appunto alla cattedrale di San Patrick, una delle cattedrali più importanti del mondo, dove è la prima volta che una donna è entrata a cantare lì. E allora non sapevano che c'era questo concerto, era la Quinta Strada sotto Natale, il 21 dicembre, e allora entravano e si trovavano di fronte a quest'altare maggiore pieno di musicisti con una donna vestita di nero, anzi no, aveva un vestito dorato. E mi ricordo che dopo che ho finito di cantare uno Stabat Mater c'è stato un enorme boato. E allora lì in quel momento ho pensato che mi faceva cantare in italiano, la stessa emozione non me la dava. Mi avrebbe dato dei soldi che oggi magari mi sarebbero serviti, perché sai, nella vita servono sempre. Sì. Ma ecco, andando indietro in questo mondo, in questa mia vita travagliata, sceglierei le stesse cose. Canterei solo ed esclusivamente in sardo. Maria, la religione. Tu sono sei religiosa? molto religiosa, prego molto. Avere un Dio serve? E c'è sempre, nascosto da qualche parte. C'hai rancore a volte per questo Dio che non sempre è giusto, di una giustizia che noi vorremmo? Ma sai, come fai ad aver rancore di un Dio che ti mette al mondo e che bene o male, io sono nata in una famiglia con molte difficoltà, sono cresciuta, ho avuto le gioie che ho avuto tanti travagli, tanti dolori, però ho avuto tante gioie. E questo me l'ha dato questo Dio che io amo e temo allo stesso tempo. Mi ha dato una malattia e chi lo sa perché me l'ha data, non gli rimprovero niente, perché credo che poi nella vita tutto quello che si riceve, forse lo si deve ricevere, molte volte dentro di noi ingiustamente, ma io non sono sicura fino in fondo che sia ingiusto quello che abbiamo, perché quando crediamo di soffrire, di avere del male, e siccome io credo nell'aldilà, e guai Dio mio se non ci fosse, perché allora perché sono vissuta, ne credo nell'aldilà e tutto quello che mi viene di negativo qui mi arriverà senz'altro sotto forma diversa, forse di amore, di allegria. Maria è un nome bellissimo, devo dire che io l'ho voluto mettere alla mia bambina più piccola, perché mi sa di grande femminilità. Che cos'è la femminilità?
Come si fa ad essere Ma è quella femminilità. sempre così femminili nonostante le sofferenze, nonostante gli anni che passano? Quella femminilità è eterna, come si può dire che una si porta dietro? Che ha Ma da quando sai, nasce la femminilità io credo che sia quel qualcosa di controcorrente che tu cerchi di essere sempre te stessa, una donna con, con i tuoi problemi, con le tue donne. Certo. Sì, io credo che la serenità e la femminilità deve essere una grande verità dentro di ogni donna, perché ogni donna ha una sua femminilità, diversa dall'altra, magari quella che si crede meno femminile degli altri, quella magari quella che è più femminile degli altri. È un fatto magico, credo, la femminilità in ogni donna. Il mantello d'oro può aiutare a fare la bellezza? No, No. non credo che aiuti niente a fare la bellezza. Si nasce belli e si può essere brutti esteriormente e belli dentro, si può essere belli fuori e non dentro, però io credo che comunque la bellezza esteriore molte volte rispecchia questa tenerezza interiore. E ogni donna, ogni essere umano può essere bello se visto con gli occhi giusti. Sì. Tu sei bella e sei stata molto bella, questo ti ha aiutato nella carriera? Non lo so se, no, forse mi ha aiutato, ma però io devo dire che avevo un po' paura della mia bellezza, perché il fatto stesso che quando mi sono messa a cantare, mi sono vestita di nero, lungo, questa tunica dove non venivano fuori le forme, non venivano fuori le mie gambe, veniva solo questo viso con questi capelli. La bellezza all'inizio mi ha fatto paura, poi non lo so, forse mi ha aiutato perché magari attraverso la mia bellezza vedevano l'importanza anche di quello che facevo. La bellezza può sempre aiutare, però la bellezza bisogna prenderla per quello che è, non mai sopravvalutare la bellezza fisica in effetti. E Maria, tu hai un figlio, un bambino di 13 anni. Essere madre e lavorare tanto e girare il mondo, come si conciliano queste due cose? Ma io ho avuto la fortuna che quando è nato mio figlio, e poi era il momento molto importante della mia carriera, ed era piccolo, me lo potevo portare con me. Adesso il mio lavoro è snellito molto per tanti motivi, però c'è questo rapporto molto bello con mio figlio mi ama molto e credo che io per lui sono qualcosa di molto importante, e non solo come madre. E forse ho avuto anche la fortuna, ecco, in tutte queste cose, di avere questo rapporto molto bello, solo che molte volte noi madri rischiamo di trattare i nostri figli di 13 anni come già da uomini e da adulti. Io parlo con mio figlio come se parlassi con uno di 20 anni. Tu mi hai detto una cosa molto importante che io vorrei dicessi in televisione, mi hai detto ai ragazzi bisogna dire tutto, se la mamma sta male bisogna dirglielo, bisogna dire anche quanto sta male, perché altrimenti poi se non glielo dici penseranno che hai nascosto tante altre cose. Sì, io credo che questa è la cosa importante di genitori che hanno dei problemi in famiglia, la cosa importante sono i figli che lo devono sapere per prima, magari in modo diverso. Quindi parlare. Ora mio figlio ha assistito a questa mia tragedia che va avanti dall'89, l'intervento al seno, alla testa e adesso questo problema. E sa anche questo, forse lo sa in modo diverso, ho avuto la fortuna di non far vedere a lui. Io, per esempio mio figlio non mi ha visto mai a letto, e quando sto male cerco di camuffare sto male perché ho mal di testa, invece magari in quel momento alla mattina ho fatto la chemio, che lui ha saputo fino a 8, le altre non le sa perché spaventano anche a me tutte quelle che ho fatto dopo. E la cosa bella di mio figlio è che quando esce mi augura buona giornata e quando torna mi ha detto mamma come stai? E ogni tanto mi dice mamma ce la facciamo. E allora aver detto questa cosa a mio figlio che non ha neanche 14 anni e mi dice mamma ce la facciamo, lui ormai fa parte di questo mio travaglio interiore, però non lo vede come uno spavento, lo vede come un qualcosa che dobbiamo superare insieme. E io mi sono imposta il problema perché in questa malattia c'è la rabbia e c'è il coraggio e io devo farcela fino a quando mio figlio non è uomo che può pensare alla propria vita senza di me. E assolutamente questo è una sfida, vediamo chi vince, dice che c'è un destino, può darsi che mi servo del destino per usare questa sfida. Però io credo che ognuno di noi nei momenti di difficoltà dobbiamo usare una sfida con noi stessi per farcela. È vero, mi dispiace tanto interromperti. Pubblicità tra un attimo. Buonasera, ancora ben trovati. Dopo la pubblicità, stasera in studio con noi Maria Carta. Maria, subito una
una cosa, vediamo un po'. È meglio essere amati o amare nella vita? Non è una grande frase, però... No, io credo che è meglio amare, perché allora ami incondizionatamente, guai se ti pone il problema di essere amata, anche perché difficilmente queste cose vanno a pari passo, è sempre da una parte che si ama molto e dall'altra parte meno. Immaginando questa risposta, nella vita però hai il dispiacere di aver amato troppo a volte? No, no. No. No, ma io non ho dispiacere niente di quello che ho fatto, anzi amare mi è servito molto. Gli uomini come sono? E sono molto strani, Io non sono una femminista, ma in certi momenti della mia vita non è che ho molta stima, non di tutti per carità, certo, perché bisogna sempre distinguere. Ma io mi pongo sempre un problema. Se il Padre Eterno, chi per lui, ha fatto sì che fosse la donna a partorire, significa che questa donna in un certo senso valeva qualcosa in più di un uomo. E mi pongo sempre questo problema, ho una grande stima per determinati uomini che amo molto. Qualcuno l'ho amato, ma poi forse non ho dato il mio amore, quello che era all'uomo giusto. Però in effetti la donna è senz'altro migliore dell'uomo. Nelle amicizie come sei? Ricerchi più le amiche? Ma le amicizie diciamo che sono pari, perché ho molti amici uomini che stimo moltissimo. E ecco, io credo che l'uomo lo si deve apprezzare più come amico che poi quando c'entri psicologicamente. Noi la pensiamo anche così, ma sono loro che non la pensano. Ma no, così. ma anche loro la pensano, perché l'amicizia che è data da un uomo non è vero niente che l'uomo dà sempre l'amicizia per interesse, perché gli piace stare con una bella donna, no. L'amicizia dell'uomo molte volte è veramente un'amicizia vera, è un'amicizia che non ti chiede niente. Invece l'amicizia di una donna molte volte può essere un'amicizia calcolata o perché tu sei importante che puoi dare lustro. A un uomo difficilmente l'uomo va con una donna, esce con un'amica perché gli può dare lustro. Io perlomeno la penso così, poi può essere sbagliato, ma... Maria, tu hai lavorato nel cinema, hai lavorato con Zeffirelli nel Gesù, hai fatto la madre nel Padrino, hai fatto la Medea di Enriquez, hai fatto con Rosi Cadaveri Eccellenti. Facciamo un attimo una cosettina mondana. L'attore che più ti è piaciuto? Chi c'era nel Padrino? Chi c'era? De Niro? Ma in effetti l'attore che mi è piaciuto è De Niro, perché ho avuto una grande soddisfazione da De Niro, perché io ho fatto Il Padrino parte seconda. Allora io interpretavo la madre del padrino da piccolo, che poi subito dopo subentrava lui come padrino, e mi ricordo che lui era quasi deluso perché avrebbe voluto avere quella madre in quel momento già da adulto e non da bambino. È stato molto bello perché ha seguito tutte le riprese che appunto sono state girate in Sicilia. E allora è stato questo rapporto molto bello, sebbene con gli attori come con la Bancroft, nel Gesù, è hanno un altro mondo loro, hanno un professionismo completamente diverso da molti attori nostri. Maria, tu hai cantato all'Olimpia, c'è l'emozione sempre di calcare una scena, ma lì che cosa è stato? Ma lì è stato bellissimo perché sono entrata in questo regno di grandi divi dove diva non ero, ma è stato molto importante perché poi all'Olimpia io ho cantato in sardo, cioè questo regno della musica leggera, conosciuto perlomeno così, e quando all'Olimpia incomincia ad avere 3 minuti d'applausi, beh allora dice, allora i nostri suoni non hanno confine, sono una cosa importante. L'Olimpia è stata una delle cose come St. Patrick più belle di tutta la mia carriera in effetti. Nella vita pensi sia peggio la solitudine o molte amicizie ipocrite? La solitudine, con la solitudine costruisci e ti difendi perché inventi delle cose tue interiori che ti possono fare compagnia. È un bene positivo la solitudine. Positivo la solitudine, mentre è negativo in tutti i sensi avere l'ipocrisia, perché e tu sai che l'ipocrisia è il peggiore difetto che può avere un essere umano. E io ho paura dell'ipocrisia degli altri. E invece lei l'ha incontrata molto spesso? Eh sì, ma io sono, come tutte le sarde, forse abbiamo questo rapporto della terra, no? Che ci aiuta anche ad arrivare al cervello. Che reimpasta e di avere questa difesa del mondo che ti circonda e difficilmente le persone per la prima cosa le guardo negli occhi. E come devono essere queste? E allora quando tu vedi che una persona non sfugge il tuo sguardo e che non ha paura di guardarti, io leggo la verità negli occhi degli altri e difficilmente mi sbaglio. Allora dentro di me incomincio a difendermi.
Complimenti ne hai ricevuto tanti, non te ne faccio io qui. Qual è il complimento più bello? Quello che nella vita ti porti... Ogni donna secondo me ha qualcosa, un complimento, una frase che si porta così come una specie di Ma di complimenti medaglia. in effetti possono essere tanti, possono essere diversi quelli. Io la più bella cosa che mi porto dentro è quando finisco un concerto in posti che non sanno il sardo e mi dicono: quanto sei brava, mi hai fatto piangere. Per esempio, il mio complimento è venuto dalla Baez quando ha pianto sentendo la mia Ave Maria, e penso che di fronte a un personaggio come la Baez vederla piangere, perché l'ho vista piangere, ora per me è stato molto importante. E l'altro che dicono che i miei occhi danno una serenità interiore, in certi momenti possono essere struggenti, ma forse io sono nata madre. E allora i miei occhi non li ho mai usati per cose che non servono, li ho usati sempre per far capire agli altri che in effetti anche persone che io conosco poco, quando do il mio sguardo lo do con tutto il cuore, perché in quel momento io amo quella persona e voglio portarmi questo ricordo attraverso il mio sguardo di quello che quella persona emotivamente mi può dare. Se io ti volessi chiedere, dammi una musica per sognare, che cosa mi daresti? Ma non lo so, da noi si sogna con le ninna nanne, io ti darei una musica per sognare, quei canti che contavano da noi a Badà. Me ne vuoi cantare un pezzo? Un piccolo pezzo di Ninna Nanna che cantavi a tuo figlio, dai. Al mio figlio lo cantavo e si svegliava quando cantavo a mio figlio. Da pochi cadu una vita in tregea, su sole se vestito ogni nuraghe, de cola inciampato sfiore, de gioia murmutanza sfontana, a ninnare, a ninnare, e ninna 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 oh. Grazie Questa Maria. è una ninna nanna. Maria, bellissima. Non me l'aspettavo, non pensavo neanche di chiedertelo. Per cantare ci vuole forza, per vivere ci vuole forza. Questo coraggio di vivere, nelle tue condizioni ce l'abbiamo tutti o no? O è un'eccezione? Ma sai, il coraggio di vivere ti arriva quando tu riesci a captare quello che di tragico c'è dentro di te e dire: va bene, io però ne devo parlare. E allora cerco di parlare di me pensando che io non ci sto. Sto parlando di me ma allo stesso tempo di un'altra. Sei sopra te. E allora all'improvviso vedi che in effetti tutta questa tragedia che ti circonda, se tu non hai il coraggio di superarla, muori. E allora, siccome questo non lo voglio, ecco, allora penso che ognuno che si pone questo problema senz'altro ci riesce. Maria, la salute è un bene supremo. Per i ricchi è supremo. Per quelli che non lo sono a volte è un bene, un benino. E per curarsi ci vogliono molti soldi. Ma io credo che questo problema che chi ha i soldi si cura e vive, chi non ce l'ha muore, non è vero. Ecco, diciamolo allora. Perché io mi curo in una struttura pubblica. La prima volta ho fatto la chemio in casa, poi mi sono resa conto che gli odori, le fiale che vedevo per casa me li portavo appresso tutto il mese. Io vado in una struttura pubblica, ma ti dirò di più. Mentre tutto in questo paese va a rotoli, la sanità è quello qualcosa che di più sconvolgente che sia successo dal dopoguerra a oggi appunto contro la salute pubblica, i medici sono delle persone, ci sono dei medici che veramente fanno anche l'impossibile per curare, e oggi io penso che noi siamo fortunati di avere in Italia questa grande professionalità che sono i medici, e anche in Sardegna, perché io quando ho dei problemi, siccome c'ho in Sardegna un ecografista a Sassari, io molte volte che non mi fido, quando faccio l'ecografia a Roma io prendo l'aereo e vengo a Sassari a fare l'ecografia, perciò ci si può curare in Sardegna bene e ci si può curare in Italia. Trovo che questi ricchi, che chiaramente che con i loro soldi credono di comprare il mondo e di comprare la salute, ma quella in certe situazioni è l'unica cosa che non puoi comprare, io dico alle persone che sono come me e che stanno ancora peggio di me: cercate di superare questo problema attraverso la volontà, attraverso il coraggio, e di fidarsi dei medici che noi abbiamo, perché andando fuori si spendono solo soldi, e a me mi risulta da amicizie che ho che molta gente si è rovinata vendendo tutti, andare a curare i figli all'estero e poi curati non li hanno. Certo.
E allora niente, dobbiamo accettare quello che abbiamo, perché quello che abbiamo, soprattutto dal punto di vista medico, è quello forse fra i più importanti in Europa. Maria, siamo in chiusura. Qualcuno vuol farti un regalo, anche un regalo morale, anche un regalo ideale. Che cosa vuoi? L'amore. L'amore di un uomo? No, l'amore delle persone che mi guardano con tenerezza, mi seguono, e ogni tanto se qualcuno sa pregare, perché tutti sappiamo pregare, io ho bisogno di una preghiera e basta. Io penso che nessuno che ti conosca non possa guardarti con tenerezza. Credo proprio Ma io ho nessuno. bisogno di questo, penso che ognuno abbiamo bisogno Certo. della tenerezza degli altri. Solo un'ultima cosa, circola una bruttissima frase, il miglior perdono è la vendetta. È una frase molto brutta, vero? Ma intanto con la vendetta non acquisti niente, acquisti una tua contentezza psicologica, e poi invece ti distrugge l'esistenza, perché la vendetta è invidiare, odiare e vendicarsi sono le cose che nella vita un uomo e una donna non dovrebbero mai fare. Dobbiamo salutare. Ciao. Maria. Ciao a tutti. Con moltissimo affetto. Ciao, grazie a te che mi hai dato la possibilità di ritornare in Sardegna stasera. Buonasera a tutti, venerdì prossimo alle 22:30. Guardateci ancora.